Buongiorno a tutti, è una grande giornata, il 4 novembre rimane sempre il 4 novembre nonostante il passaggio di molti anni dai fatti che lo determinarono. Siamo a quota 102, il 4 novembre va scemando nei suoi contenuti, nelle manifestazioni che riesce a produrre in ogni altra città, ma noi invece ci sentiamo depositari dei significati del 4 novembre. A Vittorio Veneto lo sentiamo come un dovere categorico quello di continuare a magnificarne i significati. Non è una malattia la nostra, il termine tecnico mi pare si chiami la progonoplexia, è una malattia che prende coloro che si sentono oberati di un peso indotto da azioni avvenute nel passato. No? Per noi è un onore invece continuare a esserne depositari e cerchiamo di farle nel migliore dei modi, nonostante che anche oggi siamo quasi soverchiati da questa presenza virale che ci limita in tutte le nostre manifestazioni. Il nostro desiderio oggi, 4 novembre, è quello di essere presenti con un video particolare, molto interessante dal punto di vista artistico, perfettamente realizzato, che è un video realizzato sulla base della musica creata da un compositore, musicista di Vittorio Veneto, Marco De Biasi, il quale ha fatto suonare questo suo pezzo musicale da un musicista croato, Edin Karamazov, e poi è stato montato con un video che ha ripreso nei dettagli anche che magari possono passare inosservati quello che è il nostro capolavoro in Piazza del Popolo, il monumento di Augusto Müller. È un video nel quale immagini, fotografia, musica si combinano perfettamente, creando la situazione di un ricordo della guerra, in particolare secondo la volontà del compositore è quella proprio di ricordare i soldati che morirono nel 18, che soffrirono all'interno delle trincee e che potevano soltanto cantare all'interno del loro cuore, nella loro anima, prima di andare a morire. Ma a me piace leggervi quanto Marco De Biasi, il compositore, ha scritto in un paio di righe, volendo dare la spiegazione di quello che è il senso soprattutto del brano musicale. E lui dice: musica, scultura e immagine uniscono tutte le loro forze per esprimere l'idea di cosa significhi il senso di privazione a cui la guerra ci sottopone. La privazione evoca in noi la nostalgia per ciò che abbiamo perso e il desiderio di ritornare normalità semplice. Mi piace molto questa frase perché credo possa essere di stimolo e di riflessione anche in un momento terribile di epidemia come quello che stiamo vivendo.
Ciao!